che ti allargano il cervello, tu cominci a pensare, capisci che al posto del teatro Massimo c'è questo essere un bello palazzo veramente piano, magari. Uno, il tema della contemporaneità vale per tutti, cioè noi, questa manifestazione è di tipo generale, cioè noi suoniamo, cantiamo e recitiamo tra stasera fino a sabato notte per porre questo problema non solo per il Montevergini. Io posso chiudere, lunedì chiudo e me ne vai, me levo un pensiero. Anzi, vi devo dire molto sinceramente, perché negli ultimi 2 anni è stato un incubo per me il Montevergini, un incubo, perché tenerlo aperto, in piedi, e comunque continuare a dare risposta alla città, a fare provare le persone, a fare la residenza, è diventato un incubo, perché senza risorse non si può fare, perché comunque ci sono 10 persone che lavorano a diverso titolo e alla fine del mese a queste 10 persone in qualche modo una risposta gliela devi dare, non è che gli puoi dire sì però la regione ancora non mi ha pagato il 2010. Ma quest'anno più che una versione ridotta è una versione allargata, io direi, perché questa manifestazione, che non è una protesta ma è una proposta, mette in 3 giorni una staffetta, una non stop come si dice adesso, dentro tantissimi degli artisti che hanno gravitato in queste 8 edizioni con questa del Palermo Teatro Festival, proprio perché vuole lanciare un tema, vuole proporre una questione, porre una questione non solo alla città ma in generale in questo momento alla Sicilia. Il contemporaneo soffre molto e la contemporaneità, diciamo, è bistrattata tantissimo dalle istituzioni ed è messa all'angolo in questo momento. Bisogna interrogarsi su dove sta andando la cultura, sul perché e sul come proseguire. Su questo futuro ci interroghiamo, non solo sul futuro di questo spazio, semplicemente sul futuro di un festival, ma sul futuro della cultura, del teatro e della musica. E quindi lanciamo una domanda al nostro pubblico: e se domani il teatro non ci fosse? Quindi noi sollecitiamo le istituzioni, quelle che ci stanno a dare il via alle ruspe, abbattete questi palazzi antichi e obsoleti e al loro posto create un centro commerciale, magari all'interno